chi ha passione della musica, sia di ascoltarla ma anche di suonarla, nel comune di Setteville c'è una bellissima opportunità formata da gente di tutte le età. Si chiama Banda Setteville. La Banda di Setteville è nata nel 2003 con un gruppo di persone che si sono riunite e hanno un po' creato questa idea della banda. Poi è diventata ufficiale nel 2005 e all'inizio era banda cittadina all'anno di Piave e poi invece nel 2017 con la creazione diventata Banda Setteville insieme all'Unione Setteville, quindi siamo stati un po' i precursori di questa unione dei comuni e abbiamo sempre suonato in tutto il territorio, quindi sia a Lano che Quero che Vas, ma da quando siamo Banda Setteville e poi negli ultimi anni in cui siamo diventati comune di Setteville ci sentiamo ancora più parte della società. E anche la sede all'inizio era da Lano di Piave e invece adesso siamo come sede a Vas nell'ex municipio e quindi proprio per cercare di unire i territori con la musica. Questa banda spazia con vari generi musicali, partiamo dalla musica classica alla musica pop, rock, musica da film, poi arriviamo anche alla musica per banda, nonché alle colonne sonore. Con il giusto adattamento tutta la musica si può fare, collaboriamo anche con dei cori come per esempio il coro Jupiter Voice di Cornuda con cui abbiamo già fatto un paio di concerti in passato e ci saranno nuove collaborazioni anche nel prossimo futuro. Abbiamo visto tante generazioni all'interno della banda, quindi dai ragazzi più giovani fino ai più veterani. Sì, perché ovviamente c'è un'età minima per entrare in banda che è attorno al ciclo delle elementari, quindi si può cominciare ad approcciare il primo strumento già dai 6 anni con un po' di propedeutica, però non c'è un'età massima per entrare in banda e per iniziare a suonare lo strumento, quindi sono tutti accolti, tutti ben accetti. Chi è pronto a entrare in banda musicalmente entra in banda e suona, infatti abbiamo ragazzi di 12-13 anni come adulti di 60-70 anni. Invece le lezioni, che abbiamo anche i corsi di musica, sono strutturati che possono partire fin da piccoli, quindi fin da 6 anni, per iniziare a suonare uno strumento, hanno la loro lezione singola settimanale con il loro maestro e una volta che sei in un bel gruppo e quindi si riesce anche un po' a suonare, vengono svolte anche delle prove di musica insieme, quindi quella che noi chiamiamo la bandina, per iniziare ad avere un primo approccio con la banda e poi in alcune occasioni come il 4 novembre, la commemorazione del 25 aprile, andiamo a suonare anche con quelli della bandina che suoneranno i tamburi, suoneranno i loro strumenti, così iniziano ad avere un legame un po' più intimo, chiamiamo, con i componenti della banda. E anzi questa unione di più generazioni crea un gruppo molto eterogeneo ma anche molto unito, perché i più anziani, i più navigati, si sentono un po' genitori e fratelli maggiori di quelli che entrano e quindi anche i piccoli che entrano si sentono un po' coccolati da questa generazione che c'era già prima e quindi sì, tutti benvenuti. Le prove di banda sono strutturate con una prova settimanale che ci troviamo noi il venerdì più o meno dalle 8:30 fino alle 10:30, poi l'orario ovviamente è variabile. L'appuntamento è settimanale, partiamo da settembre fino a circa giugno, poi ovviamente varia in base agli impegni che abbiamo, però normalmente iniziamo con la prima settimana di settembre e finiamo con le seconda settimana di giugno. Poi i più giovani fanno scuola, quindi hanno una volta alla settimana lezione con i maestri e invece chi non fa più lezione in autonomia può studiare a casa o mettiamo a disposizione la nostra sede se uno ha bisogno di venire a provare a suonare. Non serve essere musicisti, giusto? Assolutamente no, anzi nella nostra banda nell'organico ufficiale non c'è nessun professionista, siamo tutti solo appassionati di musica e gli insegnanti sono professionisti e sono quelli che poi vengono a darci anche una mano durante i concerti quando ce n'è bisogno, ma assolutamente siamo tutti solo per passione.
Poi c'è chi ha iniziato, io qualche ragazzo ha iniziato suonando in banda per passione e adesso alcuni stanno facendo il liceo musicale, altri sono già in conservatorio, quindi dalla banda stanno cercando di diventare dei professionisti, ma la banda nasce solo come appunto passione, come hobby. È l'allievo a scegliere lo strumento. Mi viene l'esempio Harry Potter, si dice che è la bacchetta a scegliere il mago, invece per i musicisti è il musicista che sceglie lo strumento. Sicuramente ci sono delle attitudini, ci sono dei talenti, però tutto sta nella passione, quindi è il musicista che lo sceglie e di conseguenza l'allievo, provandoli. Per chi non è esperto di musica ed è alle prime armi, l'unica cosa è provare magari non solo uno strumento, prima ascoltarli, quindi anche banalmente ascoltare un concerto di una banda, o se è alle prime armi magari un'orchestra, così è proprio l'ampio raggio di tutti gli strumenti che potrebbe suonare, e poi provare, fare delle lezioni di prova. Noi organizziamo delle lezioni di prova, un paio di lezioni di prova senza vincolo di iscrizione, appunto per agevolare a provare questi strumenti, a conoscerli, perché sono quelle cose che finché non ci metti la mano, in questo caso la bocca, non puoi conoscere. La musica ha sempre unito tutti, è sempre stato un po' uno strumento per unire generazioni, popoli e tutti, e quindi anche nel piccolo fa lo stesso effetto. Poi appunto noi ci troviamo per passione, per divertimento, e quindi alla fine diventa un po' una grande famiglia, e quindi, come dicevo prima, unisce proprio tutti e unisce anche la comunità, perché ovviamente appunto noi, suonando all'interno della comunità, diventiamo un po' l'aggregante anche per quelli che poi vengono a sentirci. Per chi volesse aggiungersi al vostro gruppo, alla vostra associazione, come può fare? Chi deve contattare e come? Noi abbiamo 2 canali social su Instagram e Facebook come Banda Sette Ville, e quindi può seguirci innanzitutto, che così può anche venire a vedere i concerti e le varie manifestazioni in cui siamo presenti, e anche scriverci tramite i canali, che è sicuramente l'approccio più semplice, o se no può direttamente venire il venerdì sera dalle 20:30 alle 22:30, siamo in banda a provare, e può passare direttamente di qui a salutarci e conoscerci, e anche gli esterni che vengono per un saluto sono sempre accetti. Vi aspettiamo quando volete conoscere la banda, sia come spettatori ma anche come musicisti.